Oggi è la 39esima edizione di Agrimont e per noi è un risultato straordinario. È una fiera che porta all'interno tutto quello che è l'aspetto di innovazione, di agricoltura di montagna, di prodotti di montagna, quindi abbiamo presenti 270 marchi, 140 espositori da 13 regioni italiane, da 13 paesi europei, quindi questo ci dà molto soddisfazione. Li ringraziamo di cuore perché loro sono la vera macchina della fiera, perché se non ci sono le aziende che promuovono ogni anno qualcosa di nuovo, evidentemente è difficile fare anche le fiere. A loro va il merito di proporre, di gestire il territorio di montagna e non solo di montagna, anche di pianura o di collina come nel caso del Trevigiano, per cui hanno il merito di garantire la gestione del territorio, prevenire quelli che sono gli eventi sul territorio e soprattutto garantire la parte turistica, perché se l'ambiente è bello anche il turista viene più volentieri. Quindi siamo soddisfatti, l'attenzione della Regione, la presenza del governatore Zaia annunciata all'ultimo momento fra l'altro vuol dire che c'è attenzione per la nostra fiera, c'è l'attenzione per il mondo dell'agricoltura e questa è la nostra soddisfazione. La situazione è rosea, è un'azienda agricola veneta di 47.000 unità, abbiamo 6 miliardi di fatturato e soprattutto un'agricoltura che cresce molto rispetto ai giovani, quindi giovani che fanno agricoltura, giovani che hanno sdoganato l'attività dell'agricoltore, è un'attività che oggi è anche di moda.